Ben ritrovate cattoliche dintorni. È stato il Liceo Scientifico Leonardo ad aggiudicarsi l'11ª edizione della Disfida Matematica organizzata dal Dipartimento di Matematica e Fisica dell'Università Cattolica e valida per le semifinali delle Olimpiadi Nazionali che si disputeranno a Cesenatico dal 7 al 10 maggio. Andiamo insieme a conoscerli. Anche quest'anno si è tenuta la Disfida Matematica promossa dal Dipartimento di Matematica e Fisica Niccolò Tartaglia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e dal Seminario Matematico di Brescia con il contributo del Ministero dell'Università e della Ricerca. Teatro della sfida è stata la palestra di Folzano, che venerdì 7 marzo ha visto partecipare più di 200 studenti provenienti da 22 istituti di tutta la provincia raggruppati in 30 squadre. Va a confermare il grande impegno della Facoltà di Matematica e Fisica che tutti gli anni produce uno sforzo non indifferente per organizzare questa manifestazione. Credo che come manifestazione verrà assolutamente riproposta, visto il successo, e speriamo con una partecipazione ancora più importante di quella di quest'anno. Si conferma il rapporto tra l'Università di Matematica e l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, sempre pronta ad incentivare e sostenere le attività proposte dal Dipartimento di Matematica e Fisica. L'obiettivo dell'iniziativa era di attirare l'interesse dei giovani sulla matematica, non solo come materia scolastica, ma soprattutto come lavoro di squadra. C'è un aspetto di collaborazione perché quando uno fa le verifiche le deve fare da solo, ma in giocare in squadra è diverso e in matematica si lavora tantissimo in squadra, cioè le ricerche si fanno in gruppo e quindi questo è proprio il sistema più giusto per studiare, per fare matematica. I ragazzi si divertono anche, finché loro si divertiranno e finché noi abbiamo la forza noi saremo qui anche negli anni prossimi. Vincitrice della competizione con un totale di 1744 punti è stata la delegazione del Liceo Leonardo. Il team vincitore potrà partecipare alla gara nazionale di matematica a squadre che si svolgerà prossimamente a Cesenatico. Cosa ci ha portato alla vittoria? Piacerebbe saperlo anche a me, no? Il lavoro di squadra soprattutto. Ci troviamo tutte le settimane, lavoriamo insieme, quindi conosciamo ognuno cosa sa far bene l'altro. E una combinazione di questo, poi la bravura individuale di sicuro e un pizzico di fortuna. Abbiamo cercato di risolvere problemi anche se non ci siamo riusciti. Un po' erano difficili, infatti non siamo arrivati molto avanti in classifica. Siamo venuti qui, ci siamo persi a dire la verità anche prima di arrivare e poi siamo venuti qui tranquillamente, non ci immaginavamo neanche di arrivare quarti, di passare a selezione. 25esimi, dai, sarà per un'altra volta. Due generazioni si incontrano nello spot di Alice Fedeli, studentessa dello STARS, che ha vinto il concorso Scegli il tuo volontariato over 65, promosso dal Centro Servizi per il Volontariato di Brescia, che ha coinvolto associazioni presenti sul territorio. Vediamole insieme. Scegli il tuo volontariato. Questo è il titolo di un concorso promosso dal Centro Servizi per il Volontariato in collaborazione con l'Università Cattolica e varie associazioni di promozione sociale, che ha visto sfidarsi 13 studenti universitari con altrettanti spot pubblicitari volti a promuovere il volontariato tra gli over 65. I vincitori sono stati premiati il 5 marzo in Sala della Gloria, in una cerimonia alla quale hanno partecipato il presidente del Centro Servizi per il Volontariato, Urbano Gerola, il vicepresidente di Auser, Adriana Mostarda, e Piero Brunori, di Anteas, e i diversi componenti della giuria. Dottor Urbano Gerola, lei va di commentarci i video che hanno partecipato a questo concorso? Direi che sono dei video molto buoni, che hanno centrato tutti l'argomento, sia quelli che sono premiati, ma anche l'impegno di tutti gli altri, e credo che saranno molto utili per diffondere il messaggio del volontariato anche nelle categorie non solo tra gli adulti ma forse anche tra i giovani. L'Osservatorio sul volontariato dell'Università Cattolica è tra gli ideatori ed organizzatori del bando fortemente voluto dalla dottoressa Maria Paola Mostarda, dai responsabili della Facoltà di Scienze della Formazione e di Lettere, in particolar modo dal corso di laurea STARS. Pensare che dei ragazzi si pensassero per le persone più anziane, i loro nonni, i loro zii, e provassero a assumere il loro punto di vista. Questo è stato molto bello perché ha permesso di avere tanti candidati, tra l'altro, perché i giovani hanno molta dimestichezza con questi mezzi, di avere una freschezza di idee e di immagini che a noi è piaciuta molto.
perché volevamo anche veicolare un'idea diversa di volontariato, quindi non è solo il volontariato del dovere, della responsabilità, ma volevamo veicolare quello che il volontariato sta offrendo. Il volontariato è anche un'occasione bella. A vincere il concorso è stata Alice Fedeli, studentessa di giornalismo del secondo anno, con uno spot in cui compare una nonna intenta ad accudire i suoi nipotini ed altri bambini bisognosi. Alice, insieme ai tuoi colleghi sei la prima vincitrice di questo concorso. Da cosa nasce l'idea del vostro video? Allora, noi siamo partiti soprattutto dalla parola scelta e da lì abbiamo pensato qual è la scelta che facciamo tutti i giorni, scegliersi cosa mettere. Quindi siamo partiti dall'idea dell'armadio, avere più divise, più volontari, più volontariati da poter fare, e da lì è nato il nostro progetto. Abbiamo coinvolto in prima persona le nostre nonne, che infatti sono le protagoniste del video, e con l'aiuto dei nostri professori, la professoressa Birale e il professor Meazzini, siamo arrivati alla realizzazione finale del video. Al secondo posto si è classificato Matteo Archetti, mentre al terzo posto, con un ex equo, troviamo Michele Botta e Diana Cardani, sempre dal bacino di utenza dello Stars. Matteo, tu sei il secondo vincitore di questo importante concorso. Da come è nata l'idea del tuo video? L'idea è nata che ci siamo mossi in una giornata piovosa, siamo provati ad andare in questo centro diurno per anziani in Carmine, il quale diciamo, il direttore ci ha accolto a braccia aperte e ci ha permesso appunto di girare questa cosa. La nostra fortuna è stata trovare due personaggi, diciamo come quelli che appunto si vedono nel video, molto caratteristici e particolari, simpaticissimi. Volevamo unire sia i giovani che i vecchi, appunto facendo vedere il percorso della vita di una persona, partendo dalla laurea, dai grandi traguardi praticamente della vita di una persona. Diciamo che l'idea principale era quella di arrivare con la parola allo spettatore, perché appunto l'immagine rispetto a tutti gli altri corti è molto più sintetica e fatta da disegnini molto stilizzati, quindi volevamo dare un impatto più che altro alla parola. Gli spot dei vincitori verranno trasmessi su radio e TV locali. Su Teletutto sarà possibile vedere tutti i video presentati al concorso. Nell'ambito del progetto Corpus Homini, lo Stars propone un laboratorio di narrazione del patrimonio con l'attrice Lucilia Giagnoni e un video per raccontare i quartieri di Brescia. Continua nella città di Brescia il progetto Corpus Hominis, percorso di valorizzazione, ideazione, collaborazione, costruzione artistica che mira a far conoscere il patrimonio culturale bresciano. Corpus Hominis è un'iniziativa triennale proposta dalla Fondazione Opera Diocesana San Francesco di Sales, insieme a diverse realtà tra cui Fondazione Opera Caritas San Martino, Museo Diocesano e Centro Oratori Bresciano, col finanziamento della Fondazione Cariplo. Direttore dell'Ufficio per le Comunicazioni Sociali della Diocesi, Adriano Bianchi ha presentato il progetto nella conferenza stampa, tenutasi presso la redazione della Voce del Popolo. Lo Stars, l'Università Cattolica, è coinvolta in maniera diretta dal primo momento, in modo particolare con la presenza della professora il professor Sabino, il professor Bernardi, il professor Eugenio Auger, perché loro hanno un po' aiutato, diciamo, l'elaborazione del progetto, e anche dal punto di vista culturale molte idee vengono naturalmente dall'interno dell'Università Cattolica. Lo sono poi concretamente con tutta una serie di linguaggi, in particolare appunto quello teatrale, quello cinematografico, e adesso in particolare con questo laboratorio di Marco Recalcati di reportage, perché dentro la Cattolica, in questo senso la Cattolica sarà fornitore principale di questo progetto. 3 sono le iniziative avviate, di cui fanno parte i narratori del patrimonio, gli animatori teatrali di comunità e gli autori di reportage. L'attrice ed autrice fiorentina Lucilia Giagnoni condurrà i narratori nell'esperienza di alcuni pellegrinaggi d'arte, che si terranno nei prossimi mesi di giugno e settembre. Alcuni studenti Stars dell'Università Cattolica seguiranno invece il corso di reportage, coordinato dal giornalista televisivo Marco Recalcati, cercando di documentare e riprendere la vita quotidiana di Brescia. Adesso stiamo cercando le storie da raccontare, cercando le notizie, per così dire. Cercate le notizie, inizieremo proprio il percorso di narrazione attraverso le immagini. E quindi questo sarà il secondo step. È un lavoro che non è facile, infatti anche adesso mi stavano raccontando che su alcune storie ovviamente è più facile magari trovare delle testimonianze, trovare anche delle notizie da portare, da evidenziare, su altre si fa un po' più fatica, ma
Io credo che questo sia un bel lavoro, è il lavoro del reportage, il lavoro del giornalista è questo, cioè quello di narrare le storie, di andarle a cercare, scovare e poi renderle televisive. Importante per il progetto è saper ricostruire un'identità attraverso diversi percorsi culturali per raccontare Brescia e mettere in contatto diverse realtà della città. Anche per oggi è tutto e vi do appuntamento la prossima settimana. Per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su UCAT. Grazie per essere stati con noi.